Si è svolto stamane ad Aragona, iniziativa fatta dal sindaco Peppe Pendolino in collaborazione con l'Istituto Luigi Capuana del dirigente scolastico Pina Butera, in vista delle celebrazioni in tutta Italia della Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno. A fare gli onori di casa il sindaco di Aragona Peppe Pendolino, gli assessori comunali Franco Virone, Francesco Monreale, Stefania Di Giacomo e Mariella Sardo, il presidente del Consiglio comunale Gioacchino Volpe. Alla manifestazione hanno partecipato il prefetto di Agrigento Dario Caputo, il comandante della compagnia dei carabinieri K Mario Amengoni, il comandante della stazione dei carabinieri di Aragona Paolo Scibetta e il comandante della polizia stradale Andrea Monreale. L'evento è stato organizzato da Luigi Mula. C'è stata la festa della Repubblica del 2 giugno, è stata anticipata perché l'amministrazione comunale dal 31 al 3 sarà in Belgio con un comune gemellato dal Belgio che è la Louvière per la seconda edizione della Sagra della Salsiccia, una fiera espositiva dei prodotti tipici locali. Parteciperanno 20 aziende locali, sarà una bella manifestazione, un arricchimento culturale e anche uno scambio economico di notevole importanza. La festa della Repubblica, ecco, oggi abbiamo voluto fortemente farla con le scolaresche, proprio per non dimenticare quel sacrificio che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni durante il periodo nazifascista. Molti giovani allora hanno perso la vita proprio per la libertà. Oggi abbiamo questo dono, lo dobbiamo tramandare agli altri, dobbiamo essere custodi, dobbiamo trasferire questa custodia ai ragazzi, spiegando che cosa è la Repubblica, come si è arrivata ad avere una Repubblica democratica e il valore che ha la Repubblica e la democrazia in Italia e nel mondo. Celebriamo il 2 giugno con qualche giorno d'anticipo a causa di impegni del sindaco di Aragona. È una bella manifestazione a cui la scuola è stata invitata a prendere parte. Presenti Sua Eccellenza il Prefetto e tutte le autorità militari e civili della comunità di Agrigento e di Aragona. È stata una bella opportunità per la scuola perché attraverso queste manifestazioni i nostri studenti possono rendersi conto degli avvenimenti storici che sono accaduti e possono anche essere partecipi di quello che è il processo democratico che via via negli anni si è andato svolgendo dalla data storica del 2 giugno al giorno in cui nel 1947 è stata proclamata la Repubblica. È un momento cruciale e importante della vita della nostra democrazia perché in quel giorno, in quegli anni, si determinò la vita democratica e soprattutto si scrisse la legge fondamentale dello Stato, che è la nostra Costituzione.